rieccoci. Buongiorno, Buongiorno. o buon pomeriggio, o buonasera, dipende quando guardate questo video, non ha importanza, l'importante è che lo guardiate. Siamo partiti ormai da oltre un mese dal Veneto, abbiamo sceso via terra attraverso la Croazia, attraverso la Montenegro e l'Albania e siamo arrivati in Grecia. Siamo attualmente nell'isola di... D-A-E. Non mi ricordo. E- Orietta ha due grandi qualità, una è la memoria, l'altra non se la ricorda. Siamo nell'isola di Eubea in Eubea. Grecia. No, ma si dice anche un altro modo. Sì, ma non ti preoccupare, già e una... via, e via. e via. Si dice Abbiamo anche già via. cominciato a far casino in questo video. E attualmente siamo su una spiaggia bellissima che si chiama Spiaggia di Armiricchi, che non conoscerete perché anche noi l'abbiamo scoperta solo oggi ed è meravigliosa. Facciamo vedere la meraviglia. Oh. Avete vista? Ecco, basta, non ve la facciamo più vedere perché oggi vi vogliamo parlare di un'altra spiaggia che abbiamo visto qualche giorno fa, Sì. che si chiama Focchiano. Bellissima, una spiaggia da sogno abbiamo messo nel titolo, ma è vero perché siamo arrivati su questa spiaggia E pensavamo alla di sera. sognare. Alla mattina ci siamo svegliati, abbiamo aperto la porta Eravamo svegli. del camper, piano piano abbiamo guardato, siamo rimasti C'era così. nessuno. C'era nessuno, Eravamo una solo noi. spiaggia bellissima, enorme, attrezzata con lettini, seggiolini, sdraio, ma ci siamo guardati in giro Sembrava una spiaggia fantasma. e non c'era nessuno. Ma tutto attrezzato, tutto pronto, tutto preparato, anche il baretto, Perfetto, il io ho ristorantino. pensato che hanno buttato giù una bomba atomica durante la notte e sono morti tutti No, quanti, il siamo ristorantino era- rimasti gli unici superstiti su questa terra. Il ristorantino era vero perché abbiamo mangiato i calamari fritti che erano buoni. Sì, ma questo è un altro discorso. Era perché vero, bisogna non pure era finto. I sopravvissuti devono pure mangiare, ma veramente una spiaggia così credevamo di sognare, favolosa, meravigliosa, un clima perfetto, poco vento, un bel sole caldo. Non è caduto. stava cadendo il trespolo, perché Ma per forza con questo vento qua. c'è un po' di vento oggi. E tu non sei caduto? No. No, beh. Allora, adesso che vi abbiamo Peccato. illustrato, vi facciamo vedere le immagini che riguardano la spiaggia di Focchiano. Non si è fatta niente. Mi si è tolto il reggiseno ma comunque me lo sono rimesso. Vi siete perso il meglio. Spiaggia di Focchiano. Ah, a proposito, nella seconda parte del video, Al tuo posto. sai che dolore di notte. Diciamo, nella seconda parte del video facciamo vedere la strada che abbiamo percorso per arrivare fino a Focchiano, che è veramente Sta cadendo ancora. una spiaggia, una strada molto impervia. 1, 2, 3, Due. guardatevi il video. 3. Che Ciao, abbiamo dopo. fatto anche stavolta, ma una roba seria. Una roba seria, non si riesce a fare. Orietta Channel, iscrivetevi per piacere. Mi raccomando. Si raccomanda. Guardate però bene il video e dopo iscrivetevi. O iscrivetevi prima, come volete. Orietta Channel, number 1, dalla Grecia con calore. Ho trovato un sasso a forma di uovo, ma rotondo, rotondo, rotondo.
Rieccoci a un video un po' insolito al volo. Siamo partiti da Malvasia e siamo arrivati a Focchiano. In questo video lo vogliamo fare davvero. Abbiamo seguito la strada costiera e per fare 50 km abbiamo impiegato 2 ore e mezza, 3, non lo so. È una strada saliscendi continuo, Però meravigliosa. curve, una serpentina, ma Ne valeva la pena. straordinaria. Ci sono dei paesaggi, è pericolosissimo perché hai un occhio sulla strada e l'altro è continuamente che guarda il panorama che stai attraversando. Dall'alto la costa è favolosa. Non ci sono guardrail, sei a strapiombo sul mare, sembra di essere, non lo so, in Liguria, costiera amalfitana. Sì, solo che qua c'è tanto spazio e là non ce n'è. Quello. Abbiamo incontrato pochissime automobili, C'è è tanta veramente confusione. un posto, non lo so, isolatissimo, selvaggio. Abbiamo incontrato capre che pascolavano. Ma ci sembra di viverle da soli in sto viaggio. Sì, veramente, è un altro mondo, è un'avventura. Abbiamo registrato qualcosa per la strada, Orietta ha scattato centinaia di fotografie, ma non riescono a rendere, No. siamo veramente emozionati da questo percorso. E poi basta guardare nello sfondo, vedi. Non riescono a rendere Sì. la magia di questo percorso, bellissimo. Stanotte penso che dormiremo qua giù a fianco degli altri camper. Dai! Sì, stiamo qui a dormire. Che emozione! Sono tutto un tremasso. Noi comunque vi facciamo vedere alcune immagini che abbiamo ripreso durante questo viaggio, questo percorso, questo itinerario. Io vi dico, se potete farlo, fatelo perché è veramente eccezionale. Un'avventura che merita. Merita. Sì. Se ve lo raccontano non è la stessa cosa, quindi Bisogna da Focchiano, Grecia per il momento è tutto. Adesso scendiamo giù in quella baietta. Non siamo soli, c'è un però. ristorante, 3-4 camper, non c'è niente, ma non il è- fascino della Grecia penso sia anche e soprattutto questo, il fatto di avere tanto spazio, tanto di tutto e pochissima gente intorno. Sì. Orietta Channel, Facciamo in guardatevi il tempo, video sì, e a iscrivetevi. circondarci di tanta gente. Facciamo in tempo. Questa è un'esperienza che va vissuta così. Ciao! Regista, vai. Fai un passo indietro, fai un passo indietro. Breve video di aggiornamento sulle strade in Grecia. Orietta è bravissima, se la sta cavando alla grande. Siamo partiti da Malvasia diretti verso Focchiano nella Laconia orientale. Per arrivare da una città all'altra, purtroppo da una spiaggia all'altra bisogna passare attraverso l'interno. La situazione delle strade è veramente impegnativa. Per fare 40 km stiamo impiegando circa 1 ora e mezza, 1 ora e 3/4. Al massimo siamo riusciti a mettere la terza marcia, il che la dice lunga a proposito. Tra l'altro poi questo è anche un tratto di strada buono perché è stato asfaltato recentemente, ma abbiamo attraversato zone dissestate, senza righe, addirittura senza paracarri, rail, niente di niente. Wow. Strade di montagna veramente strette. Per fortuna nell'ultima ora abbiamo incrociato solamente 2, forse 3 automobili. Heidi. Sì, ma non rovinare il paesaggio. Ti fanno ciao. Aspetta, ciao. Diritto di precedenza a destra, giustamente. Come tagliano il tornante?
c'è, va, via. Picchia. Questo è un mondo, oh, che peloso che sta. Bellissime. Questo è un mondo fantastico. Tranquille, tranquille. E sanno dove andare. Sa dove andare, sì, sì. E qua ci si può fermare con il camper. Stanotte dormiamo qua. Però adesso è arrivato il momento di fare i bagagli e ripartire perché abbiamo tantissime cose da vedere. Ciao! Parto,